Non conosco il gioco, però mi ricorda il prodotto. Sì, vabbè. Gli dici un attimo questo, adesso di aspettare che stiamo aspettando. Gli diciamo noi quando partire. Gli diciamo noi quando partire. No, non c'è nient'altro. Ok, no, niente, c'è solo il terzo. Competition. Ok. Vediamo se lo trova. No. Good evening, ladies and Chamberlain. Siamo più che pronti per questo microscopico antipasto della Sardinia Tekken League di stasera. Un antipasto di quelli anche belli massicci, aggiungerei, visto che stiamo parlando di un Poison Match FT10, mortacci loro. No, stavo scrivendo, mi hai... E abbiamo a sinistra il solito da Tadder, questa volta con Kazuya, quindi proprio... Sì, è il Poison Match perché usano ognuno il personaggio dell'altro. Ah, quindi... The Tadder con Kazuya e Koif con Noctis. Ok, questa è anche abbastanza inusuale come... penso che sia un FD10. Quindi ne avremo per un bel po'. In caso di dirlo, subito lo sweep parte abbastanza aggressivo, un altro basso, continua. Lo vedo in difficoltà adesso, subito questo che cerca comunque di trovare l'occasione, ancora un altro basso, ottima da scendere. Di nuovo in corsa, niente, continua il basso adesso. Qui si prende delle libertà e si prende anche il primo round. Ti lascio subito. Adesso il secondo di cattiveria, Koif immediatamente ancora continua a insistere. Lo studio l'abbiamo lasciato proprio a casa, continua un altro basso che viene parato, riparte in attacco, parte il float, continua a floatarlo, evasione, ottima la fuga di Koif che riparte all'attacco e via su col basso, la presa che viene evitata, ancora riparte in float anche Netadder che si è trovato bene, il rage drive che viene parato, un po' di spacing, 19 secondi e parte l'attacco. Ok, ancora continua la combo, il colpo che viene parato, ancora uno sweep, altro basso, ancora il sweep, pure Loki che prova, niente da fare, il bloccablo che viene rispedito al mittente, ancora in discreta difficoltà, adesso è stato chiuso all'angolo,
e riparte subito l'attacco Koif che centra anche la presa e porta a casa il primo punto. FT10 che vede il primo punto a Koif. Non molta fatica in questo caso, non c'è stato bisogno di sudare. Tadder credo, non dico che si stia pentendo della cosa, ma insomma, ci siamo quasi. Ancora. Carica un po' di combo, Koif. Ottimo il... Ancora. Subito in crescendo, ancora, continua il juggling in aria. E attenzione però, c'è il tentativo di spazio da parte di The Thunder che sta continuando a prenderle. In questo momento The Thunder ha pochissime idee e quelle che ha sono pure povere, talmente povere che non arrivano alla fine del mese. E lo Stato che fa? Ancora, ottimo il... Insiste Koif. Diciamo che l'ha studiato bene Noxys Koif, perché pur essendo Poison Match gli sta allegramente facendo il culo a Paiolo. Ancora. Guardate proprio i tecnicismi, ancora 2-0. Sta punendo benissimo. Non benissimo, di più. Ora lo screw e continua a flottarlo. Sbaglia la combo. Sbagliata completamente. Ancora low kick. Vicino a muro. Koif deve fare spazio. Ci riesce. E riparte all'attacco. Attenzione, continua a flottarlo. Mi sa che un pugnetto qui, un pugnetto lì e sono... No, attenzione, vabbè. Sullo Swift si rifà subito dopo. Tersambo punta tutto su Koif. E a questo punto oserei dire grazie al C, se mi permettete. Si cambia stage, forse anche se i muri mettono un po' in difficoltà. FT10? FT10, esatto, mi sono dimenticato di aggiornare. Perché in ogni caso c'è anche da dire che è un match comunque molto, cioè un FT10 dura anche molto, magari a lungo andare potrebbe diminuire. È possibilissimo. Diciamo che, come direbbe un noto signore con i baffoni e gli occhialoni, le chiavi sono tre molto semplici: violence, speed e momentum. Hai ragione. Ma sembra che in questo momento... Per adesso non c'è storia, questo è poco male. Esatto. Vediamo se cambiando lo stage cambiano gli equilibri, ma da tanto mi da tanto, subito parte Koif col basso e si fa vivo subito The Thunder. Però lo scherza, evita però la presa. Il medio non lascia scampo e parte in float. Parte molto meglio, ma attenzione. Riparte all'attacco, manca completamente il colpo con lo spostamento laterale e via a flottarlo. Thunder però si prende il calcione. Direi che a questo punto no, niente rage, attenzione, The Thunder gli strappa un round. Stai a vedere che non è così scontata come pensavamo. Vediamo. Ultima posizione. Un po'. Ora bella juggle, mamma mia. Meta barra se n'è andata così, senza troppa fatica. Non lo sta tenendo. Eppure anche se conosce bene Noxys in teoria. Eppure non sembra esista un counter, una risposta. Ultima juggle qua. Anche se qui evita la presa e riparte all'attacco The Thunder che scusa, Koif perde però la presa. Ancora. Continua a fare... niente da fare. Lì c'è stato veramente poco da fare. E ancora insiste. La base... Continua a far notare che la base sta vincendo. E ancora continua però. Il Thunder si sta rifacendo con gli interessi. Con gli interessi e con estrema cattiveria, aggiungerei io. Aia, il counter, prende il secondo counter. Continua a insistere.
Ancora siamo 2-1 però su questo terzo set. Frontino giù, quindi Noctis e Lily PG da down. Vabbè. È ancora presto. È ancora presto. Ma io dico di sì lo stesso. Riparte l'attacco però Coif. In questo momento il tasto pagato è stato disattivato perché Si sente ferito nell'orgoglio. Oh. E subito riparte l'attacco. Sì, è così una lancia nel... Una lancia così, out of nowhere. E quindi ci troviamo al rubber match, final round. Dove l'ha tracciato con la spada. 2-2. Ma mi sa che Aia, che dormo. Coif ne ha ben donde. Chiude detta della mula, ma c'è la presa che viene però skippata. Ma è un PG da una che cazzo infatti, ragazzi. E infatti, terzo punto. Però è meno da un Terzo direi. set, pure quello per Coif. Siamo veramente sicuri che valga la pena di fare FT10 perché di sto passo mi sa che non ne vale proprio la pena, eh? Vediamo se col quarto cambia qualcosa. Già The Thunder che gli ha strappato due round. E qualcosa più trottola hai prese, dice Non sa fare Frontino. bene la trottola, secondo me. Come? Non sa fare bene la trottola, secondo me. È una possibilità. Però si sta difendendo bene lo stesso. Il basso che entra. Ah, no. Entra anche il basso e riparte l'attacco, niente da fare. Tipo la presa con il calcio e subito Quello non era un altro punibile. basso. Non era punibile da Clerici. Che strano. Non aveva pagato. Eppure c'è riuscito. Se non primi B immediatamente ti anche in colpo lo stesso. Altro basso in risalita da parte di Coif che ora però subisce la controffensiva. Low kick ancora. Quando? Perché glielo sta pure? Ma il DF1 di Noctis non è da 12 spiegato. Ancora continua a colpire. Riparte in float. Lo flotta di prepotenza aggiungerei. Wall crash e si riparte da giù. Continua il float. Manca però la presa che viene schippata. Rage drive Sì, completamente ma che vicenda. buttato alle ortiche. Finisce E il Rage Art regalato. E mi sa che è chiusa anche questa. 2-0. Coif proprio si trova schiferrimamente a suo agio anche con PG non suoi. La prima trottola, la seconda trottola. Mi sa che The Thunder si è svegliato. Salve Lucchette. E subito riparte però in float Coif che è stato colto alla sprovvista. Il float sembra decisamente il punto forte di Coif con Noctis, che però sta soffrendo. Sta rischiando il round. Bello il low parry, riparte, approfitta per un altro float e insiste. Canna però il float e regala questo terzo round a The Thunder. Ora continua però The Thunder. The Thunder insiste di prepotenza. Il basso e ancora ci sta provando ma con estrema fatica. Altro basso, 2-2. Paradossalmente è bastato cambiare lo stage per riequilibrare completamente Attenzione al doppio audio il discorso. Ora il doppio audio è come? Eccolo, l'abbiamo tolto. Il pubblico si divide equamente e The Thunder strappa un punto a Coif. Siamo 3-1, forse mi sa che mi devo rimangiare quello che ho detto prima. Perché scatta così tanto su Facebook? Siamo 3-1 per Coif con The Thunder che recupera. Intanto ci segnalano un leggero buffering sulla diretta Facebook perché siamo in contemporanea. Sambo ci dice che è impossibile che vinca The Thunder. Senza usando Kazuya perché è un poison match. Ma è Luca, mi sa che Luca, sì, ma perché ti chiami Luca? Ah, diavolo. Vabbè, stai con In poche parole è un po' sprecato con questi nick. che Però The Thunder adesso non sei nella chat. con l'ultimo Se non sapresti. con l'ultimo sprazzo di vita Oddio, cosa gli ha bloccato? bloccato il rage drive, Dio solo sa come. È il primo punto del quinto round, del quinto set. Va Sta scopretissimo. Coif.
Sì, comunque, l'avevamo già detto, sì, FT10, Mauro. Esatto, FT10, ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché No, giustamente non l'abbiamo... No, ma ha fatto benissimo. Tanto il medio che entra e parte il float. Non raggiunge il muro, non niente. Manca completamente il calcio e ne approfitta pure per fare la combo a muro. Oh. L'altro medio che entra. E bellissima la schivata. Quella era proprio schivaggio 101, però Ci stava. altrettanto semplicemente il basso. Massimo un 10 Pertanto e prevede un 4. 10-4 addirittura. Ma di sto passo qua ci tocca il 118, non un 10-4 perché No. lo sta ospedalizzando tra una cosa e l'altra. Vediamo un po'. Oddio. Ottima l'attacco e ancora per il medio che eh. entra all'elettrico, va di nuovo in float, continua a floatarlo e ancora Aia. Sorennin centra perfettamente il bersaglio, uno sprazzo di vita e non basta, 2-1. Di sto passo finisce veramente male, Vediamo. Non so, è un PG, secondo me a lungo andare, secondo me Kazuya è più forte, però... Quindi stanno vincendo le mani, ragazzi. Kazuya... Sembra che stiamo vincendo, no Le veramente mani, stanno... scusami. E le mani? Nocti? Ah, non avevo capito infatti. beh, non... lo sta usando chi ha le mani. Ah, ok, in quel senso. No, perché niente- Non comprendevo, infatti. La teoria è che chi ha le mani può usare Noctis e Kazuya, invece chi non le ha può usare solo Noctis, in teoria, no? Ah, ma su questo io ero d'accordo a prescindere da Questo interessante trattato di antropologia tecnistica comparata. Possiamo tranquillamente ritornare Pensavo all'azione prevede 25. la- Attenzione al Rage Drive che non entra. Reggiati, Tanto scusa. prevede un E 2-2. 10-4, Vediamo. No, Si stanno effettivamente equilibrando dal momento in cui è cambiato lo stage. 10-2. Forse per via della posizione. Non lo so. Se vuol che redi Dio ha. E non devi pure fare niente, che cagare. E ancora però regalata scopre il fianco. Poi fa De Sadder e lui non solo patire 2 volte. Ancora Sta sbagliando. continua a insisterlo. Continua a insistere. La presa che viene schippata ancora. Tanto studio, il destro che entra. È solo 3-2. Attenzione. De Sadder che non è mai stato uno così energico e vitale. Almeno non al terzo match. No, decisamente. Frontino chiama il wager, ma sarebbe un attimino illegale vista la No, è situazione. giusto. Dopo glielo dico. Frontino vuole i charge in diretta. Tanto però la presa che entra di Coif. Mi stai E facendo ancora una domanda insiste. a cui non so rispondere. Dagli di float. Ancora. Combo di bassi. Oddio, combo. Stress di Vabbè, base. infatti stress sarebbe il termine più giusto. Che ha rischiato tantissimo. Una spammata da bambino di 5 anni. Mi tirava un occhio che esplodeva. E ancora. Adesso Da Sadder continua con i bassi, ma niente da fare. L'unico esito che ha fatto è stata la sua disgrazia. Ci ha provato, ma niente da fare. Doveva continuare con DD4. Tanto credo mi sta notando tramite il mio Twitch, ma credo ancora non. Sta prendendo molti counter. Ora continua a insistere di prepotenza proprio. Ancora di cattiveria. La Thunder ci sta provando, attenzione! 1-1. L'aveva fatto in ritardo. Continua. Ok, mi ero dimenticato di ostarvi tramite il mio Twitch che Aia. vi raccomando di seguire. Comunque, ritorniamo all'azione. Bella la combo, continua. Di cattiveria De Sadder, ma si fa ritrovare Noctis. Si fa ritrovare Coif, porta a flottarlo e via di Wall Carry. Ancora la presa viene schippata. Adesso cambia l'ordine delle cose. Ancora la presa. È solo 2-2. No, sì. No, 2-1. No, è FT10. Lo so. FT10 perché siamo folli geneticamente, o perlomeno loro lo sono. Sta prendendo tutto Ancora in De campo. Sadder. Un attimo darci una calmata. Si sta
si sta ingoiando un counter dietro l'altro. Sì. E ancora, ci riprova. Oddio, cosa ha tirato, basta. Bella la presa, non entra, il colpo non entra. Dalla distanza, medio, uno sprazzo di vita, niente da fare. 3-3, attenzione. Mettete via le scope, non verrà spazzato nessuno oggi. A questo punto avevi cambiato lo stage. Boh. Beh, se Coip è così in difficoltà con lo stage, effettivamente sarebbe stata una Non lo so. buona idea cambiarlo, però è ancora fiducioso. In realtà Perché se vogliamo guardare il parziale di questo stage, Coip è sotto 2-1 perché è stato rimontato sì, nel momento esatto in cui Thunder ha chiesto di cambiare lo stage, quindi dovrebbe fare più divisione. per piccolo che sia questo dettaglio ha ribaltato le sorti del match. Si sta prendendo molti counter. Tanto però Coip ci riprova con l'usato sicuro. Sbagliato la combo. Che non entra, e in compenso il juggle di The Thunder arriva e fa male. Bello il basso, ancora insiste. E attenzione al Rage Drive che non entra, viene parato immediatamente. Nice. E il primo punto di questo settimo set va a Coip. Sì, sappiamo che chi perde può cambiare stage, ma immagino che Coip si senta ancora fiducioso nel cambiare stage, nel non cambiare stage, e che non ritenga lo stage una componente così importante, appunto. Strappa un altro punto, un altro round. Dei bassi. Avrebbe dovuto cominciare a usare, sai, quel basso con la lancia? Quello di prima, Avrebbe esatto. dovuto cominciare a usarlo prima. Perché Ma adesso in sta effetti- cominciando ad avere paura e si sta abbassando il caso. Nei primi due set stava usando i bassi, stava usando molto i bassi, ma si è... Deve avere un po' più No, di coraggio. stavo dicendo quel basso. Ah, ok. Però l'ha effettivamente messo da parte per un paio di set. Adesso le cose un po' sono cambiate. Altro basso, appunto, rimanendo in tema. E viene pagato. Però L'altra volta che arriva, è tutto un para che ti para. Ancora altro basso. Basso contro basso. Bello il running che non arriva. Ancora però rischia tantissimo. vabbè. Coip che si porta a casa, anzi lascia che The Thunder si porti a casa il punto. Non ho capito se era una domanda o un'affermazione. Che cosa? Chi perde può cambiare stage. Beh, non essendoci il punto di domanda, presumo fosse un'affermazione. Vabbè, no. Sì. Running che non entra. Però non ho capito perché non lo sta facendo. Molto spacing. Sta giocando solo di poking. Beh, sì, in effetti Sì, infatti. fa Anche io. molto mordi e fuggi, al contrario di The Thunder che È quello meno che- male sta spingendo. È quello che dico anch'io. La presa che non viene skippata, attenzione! L'ultima scelta, vediamo. L'ultima scelta è l'ultima Aia. chance soprattutto. Oh, E c'è, attenzione, il muro lo uccide. c'è la rimonta nella rimonta. E la vediamo. È tie break per tutti. Thunder ci sta dando dentro di bassi, lo flotta. Continua a flottarlo, lo sta flottando come un parquet. Sbaglia la combo finale. Esatto, Oddio. si rimangia l'ultimo. Tanto è punibile da lanciare lo stesso, tanto vale che prova di finale. Intanto continua adesso The Thunder di cattiveria e lo recupera. 4-3. Italia-Germania chi? Proprio Coip ci sta perdendo la faccia considerato come era partito. E quindi Coip si aggiunge ai Golden State Warriors nella lista di quelli che si sono fatti rimontare un 3-1. E ancora però Coip non si dà per vinto, adesso parte in posizione di pesante svantaggio. Sersambo aveva previsto un 10-4 ma non aveva specificato per chi, e di questo passo mi sa che Vediamo un po'. Non lo so. Devilada aggiunge che con Noctis tirerebbe solo DB1 più 2 DB2, Ah, vabbè, sì. cosa che Coip credo non stia facendo, visto che No, The Thunder continua a insistere. deve fare più di V2 secondo me. La presa entra, non viene skippata. Buongiorno a lei. Parte bene Coip, buongiorno Pupone. Sì, è Noctis, quel Dopo Noctis. sì. Considerato che adesso ci hanno tirato dentro pure Negan, è la scelta meno what the fuck di questo Tekken. Intanto
The Thunder flotta meravigliosamente. Koif gli prende un altro round. Non è veramente male. Tanto Frontino suggerisce a Koif di smetterla con i D3. Sì, perché lo lancio uguale, quindi tanto vale che prenda un lancio più pesante. E intanto forse ci sta a prova, ma niente da fare. Continua col poking, ma Sta giocando troppo pulito. Ah, che esatto. l'unico di video che ha tirato l'ha preso. troppo pulito al punto che appunto le sta allegramente prendendo. E attenzione, questo è bello. rischiosissimo il Rage Art, ma entra. No, gli ha schivato la mossa e poi gliel'ha tirata. Ha fatto benissimo. E gli strappa un round. Ancora si ricomincia questo quarto round. Intanto Pupone suggerisce una presunta superiorità di Fighters su Tekken. Tutto da vedere direi. Sono una persona educata e non dico niente. Siamo in due. Anche perché personalmente ho commentato solo uno dei due, quindi non posso esprimermi. Tra l'altro ci tengo tanto The Thunder non solo rimonta, ma prende il largo. Dicevo, ci tenevo a specificare che per ora qui ho commentato solo Tekken e continuerò a commentare solo Tekken. Soprattutto continuerò a commentare Tekken solamente per il Computer Point Gaming Team. Intanto Tekken Emilia suggerisci di dare un P di schiaffo, perché sono un signore e non riferisco alle bestemmie. E ora la presa che viene skippata. Koif è partito da leone e il resto ve lo lascio dire a voi. Però non si sta riprendendo neanche per scherzo e continua a pigliarle. Il basso. Non c'è proprio i bassi che tanto sono punibili da lancio. Tanto però entra un'altra presa. Fa anche combo col muro. Ottimo però l'entrata. L'altro basso e si prende un altro punto. Tanto zio Edo, grande assente di stasera, commenta. Microstep e Rea, questo è amore. Tanto ancora l'altro basso di Koif. Tra l'altro zio Edo, visto che sei in chat, ne approfittiamo per farti gli auguri di guarigione, visto che purtroppo noi al commento siamo imparziali, quindi non mi sembra il caso di... Io tipo Nina, ma non c'è. Appunto. Tanto attenzione, riparte a flottarlo di prepotenza, la presa che viene schippata. Entriamo in Ray Zone. Ray Strike che non entra, Ray Art che entra invece. Già. Nice. Noise, e intanto 2-0 su questo round. Che appena vede qualcosa tira la grigia. Tanto Koif forse toglie la testa fuori dal sacco. Sarebbe anche ora. Ed entra anche il running. Ah, quella è punibilissima, meno male l'ha punita male. Altro basso. Rottola che non entra. Parte il float. Fa anche combo col muro. Ancora continua a flottarlo col muro. DB2. Allontanati DB2. E intanto Koif si riprende. Rimonte e contro rimonte. 5-4. Madonna che agonia. E credo... No, niente cambio stage. Di niente Edo. Ti aspettiamo. Tanto altro basso. Molto spacing, prova in corsa, altro basso ancora. No, non c'è No, non c'è Ginpachi. Sarebbe stata una bella aggiunta, ma no. No, ma proprio per niente, cazzo di figi sbagliato. Vabbè, sì. Rischia di essere un... Vengono lanciate in questa occasione, intanto lo piglia con la lancia. Finisce male. Intanto c'è un corso di bestemmie creative nella chat, d'altronde Tekken Emilia me lo aspetto. LOL.
E tanto si fa rimontare come un pirletta Koif in questo round. E ancora, altro basso. Continuano i bassi di Koif, non dico spammati, però non proprio ragionatissimi. Bravo. Ecco il... Ma i bassi non vanno ragionati, bisogna tirare. proprio fanculo alla logica. Intanto finalmente una voce fuori dal coro che si fa per The Thunder in chat. L'unico disgraziato in questo caso. Placcaggio che non entra, il basso per 1 millimetro. Prende il calcione, e c'è l'1-1, prende l'alto però. Che male. Per salute che se ne va. Esatto. Si ricomincia sull'1-1 in questo 10° set. 5-4 per The Thunder. Dopo una rimonta, dopo un vantaggio iniziale di Koif sul 3-1, la rimonta dal 5-3, poi 5-4. L'elettrico che entra, parte il float. Non lo raggiunge. Insiste, attenzione, No, presa, finisce qua. combo muro, e sì, per forza. E invece? No, attenzione. Ah, il muro gli sta tradendo il gambo. Niente da fare però. Arriva prima il medio e siamo 2-1 per The Thunder. Sì. Ancora, Ah, sbagliata tutta. niente da fare, non ci siamo. Ancora però, Inizialmente stava punendo bene, adesso invece... adesso sta soffrendo tantissimo. Arriva fra l'alto, parte l'occasione per un altro float. E ancora, di quelli di prepotenza proprio. Si rialza in fretta però la presa. Non Che viene finalmente skippata. E c'è anche combo col muro, mi sa. No, 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 giusto lui non perché è. era di Oh, grazie. Grazie mille, ma qui addirittura Marianella. No ragazzi, io qui finisce che mi emoziono, e quindi per cortesia Oh, certo. basta che non tirate dentro Caressa e siamo tutti a posto. 2-2 su questo 10° round. E intanto bello Oh, finalmente. Adesso che sta cominciando combinato a col basso. Sì, quel basso prende da lontanissimo, dopo usare un po' più spesso. Beh, un range notevole. Soprattutto tira fuori una lancia. Detto da uno che con Soul Calibur sceglieva Kilix solo per quello, quindi grazie, non c'è di che. Allora, ottimo recupero sul colpo aereo. Rage zone piena per The Thunder che si prende Sì. anche la presa, e c'è il pareggio. C'è la rimonta 5-5. sulla rimonta della rimonta. La rimonta sulla rimonta della rimonta. Cavolo, è successo, non riesco a editare. Lady è pronto. Aspetta un attimo. C'è qualcosa che non va. Comunque sono 5-5. Ok, ci sono riuscito. 5-5. Ciao Titi. Ciao City Hunter. Ottimo Nick. 5 pari. Oh, mentre ci Dio. avviamo all'11° set. Una prova di resistenza. Tanto Io per l'ho noi detto. quanto per loro. Io l'ho detto che è una prova di resistenza. Per non dire anche una gigantesca troiata. Però quello è un... Dettagli. Quello dipende dalla persona. Altro basso di Koif. Sì, di B2 da me. Rage Drive buttato alle ortiche. La chat ormai si scompone. Presa skippata. Io vi chiedo scusa, ma non posso dire. Non avevo E attenzione, primo punto per Koif. Deve essere equilibrata la sfida. Se no ci devono essere consigli anche per te. Tanto solo il Poison Match sta per sfiorare i 20 spettatori. Decisamente. I 20 spettatori di cui 3 dicono la stessa cosa. Esatto. Mi sembra il minimo. Fantastico. Bello il float. Ancora, continua a flottarlo. Scopre quasi il fianco. Bella l'uppercut. Non deve giocare il 2D. A posto, quando li comunichiamo i consigli? Perché mi sembrano abbastanza presi. Esatto, concentrati. Anzi, Koif mi permette di citare il meme degli AirPods, visto che ha le cuffie. Già. Non posso sentirci perché ha gli AirPods. Intanto, bellissimo il Rage Art flottato. Ovviamente mi dicono che da poco di parte lui muore. E lo centra in pieno. 2-0 su questo 11° round. E ancora ci riprova il low fermi che permette a The Thunder di flottare di prepotenza, ma Che poi non ne ha bisogno di quello, però vabbè. alla fine dell'ora 7-10 i loro neuroni risulteranno dimezzati. È bello che dopo devono fare pure l'STL, quindi Forse anche più di dimezzato, dove non ne avranno proprio. infatti, contando che già la situazione iniziale non è delle migliori. Ovviamente Koif con Noctis non ne avrà più neuroni.
probabile. Aia. The Thunder però a son di float strappa il primo round. Scusa, il terzo round. 10 e 2, 12. Alle 12 e 45, l'1 meno un quarto, mortacci loro. Quando me ne vogliono far andare oggi? Altro Non ti basso. rispondo perché sennò ci rimani male. Esatto, lo so già, ma me lo immagino. Se li facciamo di domenica sti tornei un motivo c'è. Già? Allora, esatto, no, qui i trottolini, eccolo là. L'hai chiamato. L'hai chiamato ed è arrivato il trottolino. Prova a richiamarlo, magari arriva di nuovo. Magari ci riprova, infatti. Eccolo, manco farlo apposta. È un'arca ancora che però va a vuoto. Però- Rejart blottato si lo prende. Lo prende, non so se lo... mi sa di sì invece. Sì! 6-5, dai ed rimonta. Si ribalta di nuovo la cosa. La rimonta della rimonta della rimonta che al mercato mio padre comprò. No. Non è che mi limita. 6-5 per Koif che recupera lo svantaggio. Ma considerato lo svantaggio iniziale, non recupera la dignità, perché farsi rimontare un 3-1 in qualunque sport è abbastanza imbarazzante. A questo punto allora la Basso pesta che a destra entra. la dignità. Cosa? Se l'ha recuperata lui la pesta a destra. Sì, ci sta. È tutto un giro di... Lui è mutilato, fantastico. È tutto uno scambiarsi di dignità, come come cattura la bandiera di COD, uguale. Altro basso! No, vabbè, penso... E intanto Ma il corso di bestemmie è salito al livello B2, Considerando mentre che The comunque- Thunder si prende il primo punto del 12° C'è set. anche qualcuno in meno, quindi magari non finisce così tardi. No, vabbè, infatti, anche quello è vero. Molte assenze importanti. Per cui Zio Edo. I malanni di... Tra cui Zio Edo, esatto. I malanni di stagione non hanno risparmiato a nessuno. E io. Incluso il sottoscritto che ha dovuto fare le hour con l'Imodium settimana scorsa. Comunque, stressa un po' i bassi The Thunder. Ma io sono dell'idea che il fatto che... No, per cortesia, no, quello ci lascio le penne. Faccio anche i tornei di FIFA se proprio vuoi sentire quelli, eh. No, se lo grida lo sbatto fuori io, sinceramente. Poi, da quell'urlo di Marianella è inarrivabile, perciò neanche ci provo. Rage Drive che entra! Di prepotenza! Un basso. Ma niente da fare. The Thunder se l'è lavorato bene, 2-0. Anche senza gridarlo non rende, anzi, soprattutto senza gridarlo non rende. No, non rende proprio. Altro basso di Koif No, che... basta, però non ne approfitta. No, non ne approfitta, troppo lontano per punirlo. Riparte però col float. E lo punisce di nuovo. E ancora basso. Doppio basso che entra alla perfezione il medio di... niente da fare. Sa che... Sì, ovviamente sono sardo. Siamo Sei pari. E si continua a oltranza. Non è che la selezione del livello miracolo, oh, finalmente. E finalmente c'è un cambio di stage. Oddio. E se prima... Non lo so attivamente. Se prima c'era un problema con i muri, adesso ancora di più, perché... Qua proprio... Ormai è cagione, purtroppo. No. Purtroppo la vita è anche questo. Dicevo, se prima con il... No, siamo al Computer Point, il Green Arcade de Noantri qui a Cagliari. Anche se a diventare il Green Arcade ce ne vuole. Piacere. Diciamo, se prima gli spazi con lo stage erano ristretti. Grazie mille, grazie per il follow. Dicevo, se prima gli spazi nello stage di Claudio erano ridotti, qua nel suc lo sono ancora di più. Sta facendo delle follettà. È abbassato a muro, roba che potrebbe essere tipo la morte, però vabbè. Infatti, se ne è uscito così. Però... Bella la combo, molto basilare, ma finché serve il suo scopo. E intanto ancora però poi ci dà dentro di prepotenza. 20 spettatori intanto per questo Poison Match che fa da antipasto per la quinta tappa della FTL Sardinia Tech League. E nel frattempo la Rage Drive entra anche il kick per una questione di millimetri. Oh, certo di vero. Mamma mia. E poi l'hitbox diventa meglio quando fa quel colpo. Che strano. Effettivamente strano. Comunque si riparte con l'1-0 per The Thunder che piazza il medio
Power Crash, Power Crash. Power Crash che Aia, pulisce bene. significa che entra in... Esatto, grazie per la specificazione. Dicevo, significa che entra nella Rage Zone, quindi può effettuare Rage Art e Rage Drive, che sono due tecniche piuttosto potenti, utili per ribaltare il match. Intanto, attenzione alla presa! C'entra il bersaglio, ancora il basto e parte il float! Si alza immediatamente, però Detadder è subito, però Sì, si quella prende è- il running a muro. Non punisce qua, un altro di B4 di B4. Ma che diavolo? Sì, più o meno. Sì, esatto. Oddio, Proprio- mo. siamo lì. Tanto parte il float di cattiveria Detadder. No? Decide di risparmiarlo per poi partire col Trottolino. E siamo 7-6. Mi sento sporco io a Sì, dire la Trottolino, Rage perché Zone- innanzitutto... Si chiamano tutti così. Sì, la Rage Zone è quando la barra diventa... Esatto, la Rage Zone dettante appunto come ci suggerisce Pupone, la zona Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare Ah, che il bello. match. E che mi la stavo bevendo, vi dico solo quello. Basta. Vabbè, ormai è saltato il banco, dicevo. Sta che sono tutta abbastanza No, che no. ha preso il medio, giustamente. Tanto ottima la presa qui di Coif, che continua a non chippargliele Detadder, proprio non ci pensa neanche per scherzo. Oh, finalmente. Sei ricordato Quel di basto Gigi che prende praticamente Sì, dappertutto. è proprio bisogno. No, Negan purtroppo non si può, perché c'è il... No, a parte che il Poison Match è Kazuya no. Infatti, ma poi soprattutto c'è il DLC lock, cioè dato che dal momento che il DLC di Negan è uscito, non sono passati ancora 15 giorni dall'uscita del DLC di Negan, non Esatto. si può usare in competizione. No, assolutamente. Intanto la presa che viene skippata e il basto che c'entra in pieno Coif. Paura. Di B4 così. Tanto ancora però la presa di scusa, la combo di Detadder. Esatto, ne ho approfittato per spiegarlo anche io. Il running alto che non entra però il medio in combo. La presa che non viene skippata. Deve fare Giocata di astuzia di Coif qui, avendo visto Gliele sta iniziando. Detadder basso. Sì. Oddio. Gli picca coppola il Rage Drive che non entra, un po' prevedibile effettivamente. Cosa non è entrato lì? Bellissimo qui! 2-1. È vero, c'ha ragione. Glielo dico anche io di tirare più. Penso anch'io effettivamente che qua rischiamo il 10-9 al final round, Oh, che schifezza. perché Stanno il livello è altissimo qua, siamo 7-6, si stanno scambiando un round dietro l'altro, alla fine qua è lo stage che sta facendo la differenza, Oddio. considerato quello che abbiamo visto prima anche nello stage. Ancora la presa che non viene Sì, ha skippata. visto che gli skippa le prese normali e gli sta facendo fisso quella con uno più due. E sta entrando fisso. Entrando sempre. Ne ho visto una. E anche adesso e siamo 7 pari. Qualcuno gli dica di premere uno più due. Sembra che sia diventata un blocca molto stabilmente. Veramente manco ci sta a provare. Allora, quella non è così. C'ha ragione. Mi sembrava piano che stavi bene così. Sì, a un certo punto Perché io. siamo a metà marzo e le temperature iniziano ad alzarsi, quindi giustamente Sciabolata sciabola. Effettivamente era una sciabola, quindi è giusta. Tutto così. Ci sta tutta come termine. Cambiato ancora una volta lo stage, G-Corp, giusto? Devo Sì. essere sincero, mi aspettavo una supremazia. GNP preso, if. Ormai. Mamma mia, ragazzi. Non aspettavo più una supremazia di. Ecco, di voi. voleva rubargli l'idea e infatti ci è riuscito E pure. adesso anche lui comincia con la presa con uno più due. Ah, non si deve essere così. non Tanto fa ancora presa, ottima. Lo flotta e anche a muro. Però si passa male, questa fortuna altrimenti esplodeva. Serve mancanza di rispetto nel match. Chi charge o chi camuzzo. C'ha ragione. Però... Effettivamente è una cosa che mi sento di Ne condividere. farei un altro di B2 ragazzi. Dio. Perché in Emilia, ragazzi,
sta tenendo una lezione magistralis di bestemmie oggi. Esatto, Kimi c'ha sempre ragione. E ancora però, basso che non entra troppo lontano. Running alto che non entra invece l'uppercut. E via! A giaggolare, flottare. E via sul muro anche. Ma ancora continua a pestare però. The Thunder si riprende, prova a flottarlo, non ce la fa. Si allontana. Ah, perché ha tirato? E ancora, e niente da fare. 2-0 The Thunder. Non ci siamo. Ecco il basso che entra, carica! Il colpo, altro basso, ottimo in risalita e di nuovo con le prese, manco ci prova a schipparle. Bella posizione. Ancora. Deve smetterla con quel basso. Deve smetterla sì perché Sta rischiando troppo. Tanto lo sembra un po' telefonato. E ora The Thunder riparte a flottarlo. Attenzione, bellissima! Non credo che fosse quello, il salto pugno. La combo acchiappata all'ultimo secondo. Questo era un errore clamoroso, questo. No, basta. Esatto. Scusate, stavamo guardando il replay, diciamo. No, ma infatti abbiamo chiamato il VAR per vedere l'ultimazione. Esatto. Visto che tra l'altro hanno pure tolto il replay tra un round e l'altro, cioè almeno allora, finalmente. quel briciolo Si di sta sempre abbassando di post match analysis, sempre non c'è. abbassando a muro, non ho ancora capito perché. Non so cosa abbia in mente, probabilmente Sì, di ammazzarsi. anche, o probabilmente di tentare un colpo in resalita per fare ma spazio, è ma una follia. esatto, non Questo gioco si fa sta principalmente servendo assolutamente a nulla. Altro basso di Coip. Ah, lo credi che è finita. Rage Zone da una parte e dall'altra, lo flotta e siamo 8-7. The Thunder sta genuinamente perdendo di... The Thunder se vince questo vince il torneo. È il suo torneo, ok. The Thunder sta legittimamente perdendo ogni tipo di calma. È calmo come un criceto fatto di ecstasy oggi. Accettiamo l'invito, basta che la retta non stia sopra i 500 euro. Rage Adder, giustamente. Incazzato come una biscia oggi. E ancora però adesso ha deciso di prendere largo. Gli basterebbero 2 set per chiuderla. Bello step. Ottimo il side step. E ancora però sui bassi proprio. The Thunder non c'è. Non risponde nessuno. Intanto la presa non viene schippata. Ancora il basso. E ancora l'elettrico che entra e continua. Il float. Insiste The Thunder, porta anche a muro. Altro basso. Continua con i bassi. Siamo 2-0. Vediamo chiudere già staccato. In questo 16° round. 16° set. Non gli conveniva quella così. Alto wall crash. Fa trovare pronto. Sì. Subito la presa che non entra. Ancora insiste. Tutto bloccato da... Eccolo il basso. Infido da bastardo come la rucola che continua ad entrare. Ancora l'alto che viene parato. Ancora un altro giro di parate. Running alto che non entra. Altro basso. Hunter trova il tempo. Basso di The Thunder. E la presa che è tanto per cambiare. Non viene schippata. Questa ancora un po' la para Bebe Vio. Lui ancora non ci riesce. La presa che... The Thunder non c'è più, ragazzi. L'abbiamo perso. 9-7. E Coif chiama... chiama un altro cambio di stage, Hammerhead, quindi spazi sempre più stretti. Spazi sempre più stretti. E potrebbe creare qualche piccolo problema. 17° round che diventa a questo punto match point per The Thunder. Infogadder, giustamente. 9-7 per The Thunder. E ora vediamo come la chiudono su Hammerhead. Meglio, se la chiude The Thunder su Hammerhead.
Oh, scusa. La CPU very hard contro CPU very hard. Sì, siamo lì più o meno, Qualcosa del genere. Con in più ovviamente il fattore umano. Dai, in casa di Noctis, magari così no. Anche se... infatti, Noctis gioca in casa. Noctis gioca in casa, quindi i cazzotti di The Thunder valgono doppio perché è in trasferta. In effetti, a giudicare da come sta messo Coif, non è neanche tanto sbagliato da pensare. Però, Coif è lì, ci prova, reagisce, manca completamente Sbagliando, il float. Adesso muore. E mi sa che muore sì, Rage 3 che entra! No, non la mazza, doveva fare la vita. Devil Form per The Thunder. Questo frontino spamma emote a caso e siamo 1-0. Quello che potrebbe essere il match point per The Thunder. Ancora di prepotenza Coif, che però sta subendo i basti di The Thunder adesso. E ancora bella la punizione qui di Coif. Sbaglia invece The Thunder, riparte Coif però. Ottimo il colpo, presa in volo. Ah, è vero. E ci sta anche un po' di float, ma troppo lontano per continuare la combo. Con la presa che secondo me sarebbe entrata. Ottimo il lavoro e adesso lo flotta per chiudere sull'1-1. Coif insiste. Ancora il basso che non entra. Il basso invece di Thunder che entra. Entra e calcia a martello, parte il float. E ancora su a muro. Continua la combo, si sposta però Coif. E qui è run for your life in questo caso. Ancora Rage Zone piena per Coif che si prende il 2-1 e mi sa Round point. che a questo punto, esatto, la caduta. Adesso chiedo, pretendo ed esigo un video di Hitler che si incazza perché Coif ha perso, perché mi sa che ci siamo. Tanto basso di Coif che non entra. Ancora un altro basso però questa volta di The Thunder, il running alto che non entra. Ancora ci prova. Un po' di poking da parte di Coif che manca il colpo dalla distanza. Ma manca anche lui. Ci ha provato qui il sidestep di The Thunder. Ancora basso di Coif. E attenzione alla presa che tanto per cambiare non gliela schippa. Non gliela schippa, ci ha voluto riprovare finalmente. The Thunder si ricorda di avere il pollice opponibile e gliela schiva. Parte il trottolino e mi sa che gli ultimi 10 secondi! E siamo 10-7. The Thunder la chiude così. Chiamatelo l'Ariana Grande perché dopo questa è thank you, next. Risuonano gli applausi, il re è morto. Ottimo lavoro. Direi che non so se sono autorizzato in questo momento. Attenzione, frontino di The Thunder dimostra che Kazuya è un PG da down. Così dicono in chat. No, ambasciatore non porta pena. Ambasciatore non porta pena. The Thunder, Francesco, se vuoi rispondere alla chat vieni qui per cortesia, così almeno rispondi 1-1. Quindi se vuoi proprio rispondere al... E Coif rilancia, chiede la sfida a Mirror. Non mi sembra il caso. Dicevo, non so se sono autorizzato a chiudere in questo momento la live per prepararci alla quinta tappa della Sardinia Tekken League. Nel frattempo facciamo orario, è il caso di dirlo. Il cuore di Zoedo sanguina, come dice in chat. E Tekken Emilia con estrema Dov'è? Frontino chiede un money match. Era pure normale invece, anche che abbiamo minuti fare un appello, Per ora niente da fare, niente money match. Credo di dover chiudere la live perché tra poco esatto, comincia la STL tappa 5 e vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare.
Dicevo, vi ricordo, come abbiamo già detto prima, tra 5 minuti vi rivogliamo tutti qui e soprattutto anche sul Twitch di IGC, che ci osterà, di Italian Gaming Championship, che ci osterà per la quinta tappa della Sardinia Tekken League. Io adesso chiudo e ci rivediamo tra pochissimo.